ci sono state queste regionali e ora domenica si deciderà chi sarà il presidente, il futuro candidato. Ecco, in tanti aspettano che esca questo nome, intanto però c'è stata un'alta partecipazione e si sono già stabiliti i candidati per le prossime elezioni regionali di 5 Stelle. Ecco un'analisi di questa situazione. Adesso è stata composta la lista, ci sono 6 candidati, ci sarò io anche per il prossimo turno, Fabrizio Lacaipa per Agrigento, Rosalba Cimino da Grotte, Salvo Cinà da Bivona, Mariella Bellavia da Porto Empedocle e ci sarà Giovanni Di Caro da Favara. Credo di non essermi dimenticato nessuno, con una lista molto rappresentativa dell'intero territorio. Come abbiamo detto, sabato si decide, domenica ci sarà il pronunciamento ufficiale, il nostro candidato alla presidenza verosimilmente sarà Giancarlo Cancelleri oppure Francesco Cappello. Ci prepariamo a queste regionali che dovrebbero essere la nostra ultima occasione, quindi ce la giochiamo bene. Ci sono tante aspettative, insomma, addirittura già dai sondaggi vi danno come probabili vincitori. Ecco, noi i sondaggi non li guardiamo, partiamo da zero, vogliamo considerare che questa è una battaglia tutt'altro che scontata e che bisogna vincere. Quindi ci auguriamo che la gente voglia come noi un cambiamento in questa regione e che chi ci ha amministrato fino ad ora venga considerato inadeguato per come è stato e che si voglia cambiare pagina. Noi siamo pronti a governare e lo dimostreremo in questa campagna elettorale. Pensate di avere la giusta esperienza politica per farlo in una situazione complessa come la Regione Sicilia? L'esperienza che hanno mostrato gli altri è un'esperienza negativa e sicuramente devastante, quindi l'esperienza che portiamo noi sono di 5 anni di opposizione, di dura opposizione a questo governo, abbiamo le nostre idee, siamo pronti, abbiamo un bel programma per governare la Sicilia e speriamo che i cittadini ci premiino.